Raggiunta quota 20 punti per il San Giorgio Piana in classifica. Siamo qui con il tecnico Filippo Chinnici, lo salutiamo e chiediamo subito un giudizio su questa vittoria con il risultato di 0-1 rocambolesca contro il Marineo. Ma partita, si sapeva che sarebbe stata una partita molto sporca, però devo fare complimenti a questi ragazzi che in 9 contro 11 per più di 40 minuti hanno messo quello che gli chiedo, il cuore, la corsa, il sacrificio, e ci siamo difesi benissimo e il merito è tutto loro. Oggi sono veramente orgoglioso di questi ragazzi perché hanno messo veramente in campo tutto quello che potevano mettere, e voglio menzionare il capitano più di tutti perché viene da 2 prestazioni sontuose, rientrando da un bruttissimo infortunio a strette denti perché siamo rimaneggiati sapendo tutte le assenze, e questo sta a significare il valore umano di questo gruppo, e sono orgoglioso di essere il loro allenatore perché oggi mi hanno reso veramente fiero di loro. Soltanto un cambio quest'oggi con Balistreri al minuto 83. Come mai, mister? Quanto si fida di questi ragazzi? Ma un cambio solo perché alla fine diciamo che abbiamo rischiato poco, quindi se non rischi perché devi fare cambi. I ragazzi stavano bene, correvamo, quindi i cambi si fanno quando c'è bisogno. Non che quelli della panchina non mi avrebbero dato una mano, però sai, certe volte fare dei cambi rompi degli equilibri e quindi di conseguenza puoi rischiare qualcosa. Eravamo compatti, eravamo cazzuti, eravamo vogliosi di portare a casa questa vittoria in un campo difficilissimo. Oggi l'abbiamo visto, e poi voglio menzionare Maltese che nonostante l'errore dal dischetto ha fatto una partita di sacrificio, intelligente, e quindi va bene tutto. Oggi ci portiamo a casa questi 3 punti che per noi sono vitali, e pensiamo subito fra 2 giorni un'altra battaglia con gli amici della Parmonval. Nell'arco di un minuto, rigore sbagliato, rigore parato da Sesai. Cosa ha pensato nell'arco di quei 60 secondi? Il rigore è stato un po' generoso, però sbagliamo noi, sbagliano gli arbitri, dico, magari sono delle dinamiche che possono succedere, quindi sbagliamo un calcio di rigore, palla rimessa dal fondo e calcio di rigore per loro. Sai, ti passa che magari stai vanificando il sacrificio di 90 minuti, però Lamin è stato sontuoso, quindi lo ringraziamo e ci godiamo questa grande prestazione di Lamin. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita, si gioca subito, sabato, contro la Parmonval, un campo molto molto complicato, diverso dal sintetico a cui siete abituati. Come la imposterete e se lei cambierà qualcosa proprio in relazione al campo? Cambiare qualcosa vedremo, dico, abbiamo 2 giorni per preparare, domani subito iniziamo a lavorare, abbiamo 2 giorni per preparare questa partita, in un campo diverso, sì, però per me il campo della Parmonval come terra battuta è uno dei migliori campi che ci sono in assoluto, quindi non è un alibi che è un campo diverso, perché il calcio si può fare benissimo anche in quel campo. Sappiamo che affrontiamo un grandissimo avversario, una grandissima squadra, una grandissima società, è salita come noi quest'anno in eccellenza, ma ricordiamo che la Parma ha fatto 15 campionati di fila in questa categoria, quindi è una squadra, una società e un mister che comunque sanno quello che devono fare, espertissimi, e cercheremo di rendergli la vita difficile come la stessa cosa faranno loro.